sprechi, lo fanno anche oggi i giornali, soprattutto in uno dei settori più delicati, quello della sanità. Ieri a Roma si sono visti i presidenti di molte regioni per affrontare questo settore delicato, e oggi per esempio il titolo del giornale di un articolo è "Battaglia tra nord e sud per i costi della sanità". Allora noi abbiamo qui un governatore, un presidente di una regione del nord, si tratta di Luca Zaia, governatore del Veneto, della Lega. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, Presidente. Grazie per l'ospitalità. Grazie a lei. Senta, lei propone la soluzione che dice in realtà si tratterebbe di applicare una legge dello Stato, cioè i cosiddetti costi standard. Ne abbiamo parlato anche 2 settimane fa col ministro della Salute Lorenzin, che dice nel giro di 2 mesi ci saranno. È così davvero secondo lei oppure non ci saranno mai? Beh, guardi, la verità è che i costi standard sono il frutto di un grande investimento fatto negli anni. Il governo Berlusconi li lasciò in eredità a Monti. Per i cittadini va spiegato che si è fatto un lavoro immane per codificare tutto quello che è l'acquisto di beni e servizi e i costi puntuali del mondo della sanità. Per dire, un pasto nel mio Veneto costa 6,5 €, un pasto erogato in ospedale, in alcune regioni d'Italia viene a costare fino a 60-80 €. Addirittura? In quale regioni costa così tanto? Guardi, qui bisogna ragionare di latitudine, più a sud si va più ci sono costi che comunque sono evidenti e sono anche imbarazzanti. Il che vuol dire che poi, se noi ragioniamo dei costi standard, il risparmio annuale applicandoli, cioè chiedendo a tutti di vivere in maniera virtuosa, sarebbe di circa 30 miliardi di euro all'anno. E sostanzialmente sono 30 miliardi di sprechi ed è quello che noi chiediamo. Ma senta, Zaia, cioè lei mi sta dicendo che questo lavoro, cioè la codificazione di tutti i costi, è già stato fatto dal punto di vista, cioè si sanno già quali sono i costi standard per ogni tipo di settore, ogni tipo di spesa prevista, e perché non vengono applicati? Ma lo si sa, sì, addirittura c'è una società del Ministero delle Finanze che ha appunto lavorato per anni a questo, c'è proprio una struttura di tecnici, di grandi esperti, ma la verità è che non si applicano, perché se tu vai a chiedere ai siciliani di rinunciare ai loro 22.000 forestali e di far come i veneti che ne hanno 400, evidentemente qualcuno si fa in licitazione. Ed è un po' la storia dei 2.000 miliardi di debito pubblico italiano, cioè a forza di pacche sulle spalle di dare ragione a tutti, e alla fine questo è il risultato. Allora io dico, si possono applicare in maniera anche oculata e con un soft landing, cioè con un atterraggio morbido. Diamo a tutti la possibilità di uscire magari dai casini che si sono ritrovati, perché mi rendo anche conto che molti governatori anche al sud hanno ereditato delle situazioni disastrose. Penso a Stefano Caldoro sta facendo un ottimo lavoro per la sanità, però è altrettanto vero che ha ereditato una situazione molto imbarazzante. In campagna. Dall'altro però c'è anche da dire che bisogna fissare oggi la pietra miliare, cioè dire da oggi si applicano. Ecco, ma lei ha posto anche un limite, perché ho letto una sua dichiarazione a dire siamo pronti vengano applicate queste cose, aspettiamo, se no tra un po' ce ne andiamo. Mi spieghi che vuol dire questo ce ne andiamo? Ma guardi, è noto a tutti i miei colleghi che la posizione più intransigente ce l'ha il sottoscritto, nel senso che noi non possiamo più, come sanità virtuosa che ha fatto investimenti, guardi, le do un dato, noi immaginiamo l'ospedale del futuro come un ospedale senza letti, l'ospedalizzazione media del Veneto è di 7 giorni, cioè mediamente un paziente resta 7 giorni in ospedale da noi sul letto, e in giro per l'Italia si arriva ai 30 giorni e si superano anche questi 30 giorni. Ma tu arrivi a 7 giorni, 5, 4, 3, forse anche meno ancora, investendo in professionalità, in alte tecnologie, cosa che tu fai perché hai saputo anche ristrutturare il Veneto, ha chiuso molti piccoli ospedali, ha puntato sulle eccellenze. Quindi il taglio orizzontale oggi per noi significa non riuscire più a erogare servizi, e per gli spreconi sprecare un po' di meno, ma continueranno a sprecare. Senta, politicamente però la Lega chiede a gran voce da tempo che cada il governo, che questo governo e questo non sarebbe un ostacolo poi alla realizzazione di questo progetto dei costi standard, dovesse cadere il governo? Ma guardi, abbiamo provato tutte le soluzioni, abbiamo provato il governo di centrosinistra, poi il governo di centrodestra, poi il governo di salute pubblica versione 1 Monti, poi il governo versione 2 di salute pubblica Letta. Il dato di fatto è che cambiando l'ordine dei fattori il prodotto non cambia, nel senso che questo paese non ha bisogno di invenzione di nuove tasse, pensi, se ne sono inventata una che si chiama Tasi, che in Veneto
Tasi vuol dire taci. Paga, Tasi e paga. Tasi e paga, oppure ci aggiungono anche qualche altra parola molto più da slang veneto che è tipica, no? E per dire cosa? Che se tu applichi i costi standard hai sostanzialmente risolto gran parte del problema, perché un gettito di 30 miliardi liberi tutti gli anni da questi sprechi significano promozione dell'economia, cuneo fiscale, riduzione della pressione fiscale. Però in questo non deve fare anche un mea culpa la Lega stessa, perché in quei governi che ha citato c'eravate anche voi prima col governo Berlusconi. Ma guardi, mea culpa lo devono fare assolutamente tutti. C'è anche da dire, me lo lasci dire, che Berlusconi si dimise nel novembre 2011 lasciando comunque in eredità 6 decreti attuativi del federalismo e i costi standard, proprio in virtù della pressione che all'interno del governo ha fatto la Lega. Voglio ricordare che la Lega in quel governo pesava per circa un 8-9% nazionale alle elezioni, cioè non è che nell'assemblea del condominio aveva il 51%. Sì. Nonostante questo, se oggi si parla di costi standard è perché 4 magari rozzi localisti scesi dal nord hanno voluto portare l'idea della virtuosità. L'idea del però ce ne andiamo, cioè concretamente cosa vuol dire? Perché lei ha usato questa espressione, aspettiamo anche i supplementari, aspettiamo i calci di rigore, poi ce ne andiamo, cioè in concreto cosa significa? Ma perché guardi, io dico sempre prima il Veneto, per noi significa che prima vengono i nostri cittadini. Io non posso mettere a repentaglio investimenti di anni nella sanità se non si vuole puntare alla virtuosità a livello nazionale. E quindi quindi ci alziamo dal tavolo, nel senso che io sono convinto che poi i miei colleghi governatori alla fine chiuderanno su una soluzione di applicazione immediata dei costi standard. Però se così non fosse, se volessimo ancora finanziare le regioni in base alla loro spesa storica, vorrebbe dire che continuiamo a premiare Caino e non premiamo Abele, e così non funziona. Allora oggi ancora lì ho letto la Padania, ci sono le critiche per esempio sulla legge di stabilità, soldi per la Salerno-Reggio Calabria, soldi per i lavoratori socialmente utili a Napoli e Palermo, insomma soldi al sud e non al nord. Ha visto che arrivano anche 400 milioni con un decreto salva capitale per ripianare parte del buco di bilancio del Comune di Roma. Lei da sud a nord come la vede? Ma guardi, innanzitutto io non voglio sempre fare una questione di Lega, ma di buon senso, perché penso che i cittadini abbiano tutti un cervello a prescindere dalla loro idea politica, quindi non è una questione solo di Lega. I cittadini che ragionano sanno benissimo che le prime vittime della malagestio romana sono i cittadini di Roma. Sono loro che poi pagano il conto, lo pagheranno con l'IRPEF, lo pagheranno su tante partite e lo pagano parimenti anche tutto il resto dei cittadini italiani vedendo questa prima erogazione. 400 milioni sono una goccia in un mare d'acqua, perché la voragine è grandissima. E c'è da chiedersi perché c'è stata questa voragine, e c'è anche da introdurre un nuovo elemento che è quello anche dell'azione di responsabilità, cioè chi crea i buchi paga o non paga per la malagestio. Una volta verificata la malagestio si va a chiedere di presentare il conto a qualcuno, o perché siamo enti pubblici non lo si presenta mai? Ma perché la Lega chiede anche addirittura la sfiducia a Saccomanni? Pare sia pronta, che vuol dire anche, immagino, un giudizio sulla legge di stabilità totalmente negativo da parte vostra? Guardi, io le esprimo una mia personale considerazione, cioè massimo rispetto per il ministro Saccomanni, però è altrettanto vero che lui è chiamato a guardare e a vigilare sui conti dello Stato e a fare in modo che questi quadrino. Non si può pensare che l'unica via sia quella di inventare nuove tasse, o peggio ancora, come è accaduto e sta accadendo in queste ore con la legge di stabilità, pensare che il togliere le detrazioni fiscali non significhi l'aumento della pressione fiscale. Noi abbiamo una pressione ormai fiscale che vale il 68,5% contro una media europea del 46% e una Carinzia che è qui vicino a casa a noi del 25%. Lei capisce che la vera via di uscita è trovare risorse fresche, ma non mettendo le mani nelle tasche dei cittadini, ma semplicemente tagliando gli sprechi. Ma questa Tasi non proprio. Ma com'era a che slang alludeva Veneto sul Tasi? Ma guardi, glielo posso dire perché da noi non è una parolaccia, non è assolutamente uno slang normale. Da noi si dice Tasi Mona, che vuol dire stai zitto, vabbè, cioè Mona è intraducibile. È intraducibile, Mona in Veneto. Per noi è una parolaccia, per noi è una roba intraducibile. Senta, Zaia, mi lasci anche a ricordare, mi perdoni, siccome abbiamo dei licenziamenti, per noi è messa in discussione la nostra Fiat che è Electrolux,
In questa legge di stabilità invece ci vorrebbe il coraggio di dare un segnale a tutte queste aziende straniere che dicono non che dismettono le loro linee produttive perché il mercato non c'è più. Electrolux ci ha annunciato licenziamenti su 4 regioni: Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia ed Emilia Romagna, dicendo che le nuove linee verranno spostate in Ungheria / Polonia, vuol dire in Europa. E noi non possiamo pensare che il costo di un lavoratore che costa 4 euro all'ora lì possa essere il vantaggio competitivo rispetto a un lavoratore. Ma infatti lei ha detto è come un po' la nostra Fiat, ma lei sarebbe pronto, che ne so, a picchettare o occupare una strada come penso facciano i dipendenti di Electrolux? Guardi, i dipendenti di Electrolux lo hanno fatto, io non mi sento di condannarli, a parte il fatto che l'ho fatto molti anni fa, mi sono preso anche un avviso di garanzia per blocchi stradali, ma l'ho fatto per una giusta causa. E dico anche che la protesta, se è civile e se nell'alveo della democrazia, e soprattutto in questo caso anche per svegliare le coscienze, è assolutamente utile. Bloccare una strada, insomma, lei che è il governatore di una regione, crea un disagio, interruzione di servizi. Guardi, ci sono tante forme di protesta e quel giorno, un paio di giorni fa, è stata bloccata una strada, è stata l'esasperazione dell'annuncio e della doccia fredda. Io so che i lavoratori di Electrolux, che per noi significa Electrolux ex Zanussi ex Doppas, e quindi è un'azienda storica della mia provincia, del Coneglianese, e sono lavoratori che sanno benissimo cos'è la civiltà. Vanno aiutati, li si possono aiutare all'interno della legge di stabilità. Ancora 2 domande, governatore Zaia. La prima, l'appassiona la vicenda Berlusconi della decadenza? Ma guardi, io ho altri problemi con questo immagino, però ma lei sta parlando con un governatore che ha 170.000 disoccupati e un ragazzo su 4 non trova lavoro e 2 sono precari. Io tutti i giorni mi sveglio con questo pensiero e incontro gente che ha problemi, e questi sono i problemi che abbiamo in Veneto. Ma non l'appassiona, però la tenuta del governo potrebbe dipendere anche da questo la interesserà. Guardi, questo governo non sta producendo nulla per il mio Veneto, e questo è il dato di fatto. Non ho dei risultati concreti. Io ho 600.000 imprese in Veneto, voi le seguite, spesso li intervistate, i nostri imprenditori chiedono semplicemente di poter lavorare, di poter fare, di poter internazionalizzare e di non avere l'ufficio complicazioni e affari semplici che è rappresentato da Roma. Questo governo, per me, che ci sia o non ci sia, non cambia nulla, per cui non è che faccio parte sempre della categoria di bastian contrari che dicono a casa perché non hanno il mio colore politico. In tutta onestà ho creduto al discorso di insediamento del Presidente Letta e con altrettanta coerenza le dico che ad oggi quel discorso non è servito a nulla. Non ci viene più. L'ultima domanda è: si candida lei alla segreteria della Lega il 15 dicembre oppure no? Guardi, io ho solo una parola e l'ho data nel 2010 ai Veneti, mi occupo della regione H24. E quindi non si candiderà. Non credo che la dispersione di energie tra enti, politica e altro serva in questo momento ai miei. E ha deciso chi appoggerà? Ha già deciso chi appoggerà tra i candidati? Ma guardi, più che decidere chi appoggerò, varrebbe la pena di capire chi si candiderà. Al momento non abbiamo candidatura. Questo certamente. Va bene, intanto la ringrazio, grazie Luca Zaia per essere stato con noi, presidente del Veneto. Noi invece dopo la pubblicità, qualche minuto, parleremo di questa vicenda politica, Berlusconi, voto palese. Che ne pensate? È una forzatura del regolamento oppure è giusto così?